Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Questa è Cross Generation, la radio di Crossing TV. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo. Io sono Moisa Mircea Constantin e oggi come ospite di Cross Generation abbiamo Zaccaria Zrari, un ragazzo molto giovane di 15-16 anni fra poco. Possiamo dire che sei qui da una vita in pratica, vero? Quando sei arrivato a Bologna? Sono venuto qui quando avevo quei 8 mesi circa. Zach, quali sono le tue passioni, i tuoi hobby? Come trascorri la giornata? Ma le mie passioni intanto è la musica, la prima in fila. Poi ho una piccola passione di fonico che mi piacerebbe coltivare. Questo sarebbe un tuo sogno nel cassetto, diventare quando sarai più grande un fonico? Sì, speriamo, ma un fonico non più per il lavoro, perché so che i fonici lavorano poco ultimamente. Più per me, più per continuare con la mia musica, più per aiutare magari da grande dei ragazzi che hanno avuto difficoltà come ne ho avuto io. Magari anche per aiutare il tuo gruppo musicale a fare i vari pezzi. Sì. Scrivi anche delle canzoni? Sì, io le mie canzoni, tutte quelle che ho fatto le ho scritte io, tranne su quella della Palestina, dove ero pieno di rabbia verso quel pezzo lì, e quindi in fondo il pezzo che ho scritto io era tutto tutto di rabbia, tutto arrabbiato, e non riuscivo a trovare pace in quello che scrivevo. Quindi ho chiesto a un amico, gli ho detto se poteva scrivermi un pezzo dove magari era più pacifico di quello che ho scritto io. Perché però lo sentivi comunque tu il pezzo? Sì. Come nasce il vostro gruppo? Quanti siete? Dove vi ritrovate a fare le canzoni? Come pubblicate, insomma? Allora, nel gruppo siamo io, Mummo, Bert, Walid e Joseph. La ilaha illallah, dico questo fra mentre noi siamo qua. Un paese muore là, sai com'è? From botto di cash, liquidi, fresh e la guerra fa slash. Questo è per dirti che l'uomo fa certi business, levandoti una casa, il pane caldo della mamma e l'istruzione, dandoti di istruzione. E ora urlo rivoluzione, c'è chi vuole porre fine a quella nazione. Palestinesi, cadaveri stesi e gli organi spesi, ma io dico un muro che ci separa. Arabo rispondi e spara, e se sei a corto di arma usa la fionda, vedrai che un giorno Israele affonda. Ma appoggia l'intifada e seguo la strada per fare in modo che la speranza non cada, e porto la kefia per la resistenza. Non è moda ma appartenenza in questo pezzo di terra che non smette di soffrire. Donne e bambini continuano a morire, ma l'unica cosa che ancora oggi tace, guardami negli occhi, fra, è la pace. Mentre stavamo ascoltando il pezzo sulla Palestina, Zach, mi avevi detto che questo pezzo non lo vuoi pubblicare. Perché? Sì, questo pezzo qui non lo voglio pubblicare, nel senso lo metto in rete così, lo faccio girare, ma non lo voglio, cioè non ho intenzione di venderlo. Nessuno del gruppo ha intenzione di metterlo in vendita, in un CD o in un album o in un mixtape, perché sinceramente non vogliamo fare come magari altri MC o altri rapper fanno, o altri cantanti addirittura, con dei pezzi del genere, perché farsi soldi con ad esempio, non so, noi abbiamo cantato questo pezzo qui sulla Palestina, che ad esempio sta vivendo una strage tremenda, ogni giorno ci sono dei morti, quindi è una strage, e farsi dei soldi con una strage non è molto carino, non è molto per niente. Condivido appieno le vostre idee. Adesso torniamo a parlare di Bologna. Com'è Bologna? Ti piace come città o ti piacerebbe vivere in un altro posto? Bologna è una città stupenda, in fondo è la mia città dove ci sono cresciuto, dove ho i ricordi dell'infanzia, però non tutte le persone mi piacciono. Non è Bologna che voglio cambiare, sono certe persone di Bologna che vorrei cambiare.
Invece il posto che senti più tuo nella città di Bologna? Casa mia. Ti senti più marocchino o più italiano? Allora, mentalità italiana, ma il cuore, cultura tutta marocchina. Bouge de là. Bouge de là. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. j'ai dit non merci, c'est très gentil mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion, il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se boxe? Ces hématomes étaient plus gros que les Se fossi una bibita? L'acqua. Se fossi uno sport? Il rugby. E invece se fossi una scarpa? Non un paio di Nike, ma non lo so. Alte o basse? Forse alto. Puoi dare un consiglio ai tuoi coetanei? Sì, io il mio consiglio che vi do è di fare tutto quello in cui credete voi, non vi fate influenzare dalle parole che dicono in giro, ad esempio o dai, magari non so, se credete di fare una cosa e se credete che sia giusta, non fatevi influenzare dai consigli che vi danno in giro, fatela e basta. Noi ti salutiamo tutti i nostri ascoltatori e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Avete ascoltato? Cross Generation. La radio di Crossing TV. Questa puntata la potete ascoltare su www.radiocittadelcapo.it e vedere su www.crossingtv.it.